Dallo stadio di Cinto Cammaggiore oggi scendono in campo Vigor contro Stelvio Veneto, valido per la 29esima giornata di campionato, prima categoria girone H. Diamo letture delle formazioni. Stelvio Veneto: Cesco, Cervesato, Ristic, Favret, Milan, Battiston, Germati, Infanti, Franzin, Michelon, Mouder, a disposizione di mister Luca Twiss. Il numero 12 Alba, Compani, Russo, Gentile, Bortolussi, Vio, Xuma, Cicuto, Baruzzo. Risponde la Vigor. D'Andrea, Dallanora, Scardellato, Pavan, Merli, Gobbat, Maccan, Zanotel, Ciol, Mancarella, Pacagnin. A disposizione di mister Loris Paisan, Covallero, Tamai, Anese, Amabile, Pantarotto, Fior, Bazzo. Dirige l'incontro il signor Giampaolo Moroso della sezione di Venezia. Ricordiamo che la sintesi verrà trasmessa questa sera sul canale YouTube Arizona. Ricordo che è il vostro canale per sostenere lo sport locale. È iniziata in questo momento Vigor Stelvio Veneto, valida per la 29esima giornata di campionato del girone H di prima categoria. Palla dentro area, Moader allunga, palla per Franzin, Franzin per Moader, allarga Franzin, calcia malamente, la palla viene ripresa comunque da Ristic, Ristic va da Battiston, palla persa, riparte ora la Vigor, lancio lungo di Zanotel che cerca di prendere impreparato il portiere Cesco, la traiettoria però è troppo larga. Ricordiamo momentaneamente la classifica, la Vigor occupa il quinto posto con 43 punti, il Stelvio Veneto un po' dietro, nono con 32 punti. Per Ciol allarga a sinistra, sovrapposizione, palla al centro, stoppata, calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della partita per la Vigor. Palla attesa al quadro sul primo palo, interviene la difesa del Stelvio e ora era già fuori la palla, di conseguenza ce l'hanno rimessa dal fondo per il Stelvio Veneto. Palla per Michelon in mezzo, cerca di Franzin, la palla arriva al secondo palo, Infanti viene superato, ora è Ciol della Vigor, salta il suo uomo, un bel dribbling, va sull'esterno sinistro, ma bellissimo intervento da parte di Battiston in scivolata che chiude l'iniziativa della Vigor. In campo parecchi ex da una parte e dall'altra, ricordiamo, è sempre un derby per gli avanti della Vigor. Palla in area per Ciol, ora disimpegna la difesa del Stelvio Veneto, palla in profondità, Gobbat di prima rilancia su, Infanti viene superato ma non Battiston che prende di nuovo la palla Infanti supera il centrocampo, palla a terra, gioca con Mouder, appoggia dietro per Cervesato, ricordiamo classe 1980, la palla recuperata dalla Vigor che cerca Pacagnin si gira e aspetta l'inserimento di Vasco Maccan gira di nuovo dalla parte opposta, palla centralmente in testa, facile per Cesco, presa bassa, nulla da segnalare. Schema da parte dei cintesi, palla attesa sul primo palo, la ribatte la difesa del Stelvio Veneto, palla finisce al numero 10 Mancarella che apre per Dallanora cambia fronte, la palla viene recuperata dal Stelvio Veneto, da Infanti che appoggia per Michelon controlla la sfera, non vede i compagni liberi, decide per il lancio lungo, la palla arriva a Mouder bravo a controllarla, la appoggia a Ristic corre sull'auto di sinistra, appoggio indietro a Mouder, gioco di piedi di Mouder che subisce fallo da parte del numero 6 Gobbat e ora è pronta una ripartenza veloce dei bianchi della Vigor, giocata male, bravissimo Battiston a anticipare l'avversario, altra palla persa da parte del Veneto, ne approfitta Maccan
Macan al limite dell'area, Macan cerca l'imbucata, ma questa non arriva, altro errore difensivo. Ora la palla è per Zanotel, Zanotel la ributta dentro, Cervesato la respinge fuori e chiude il disimpegno Ristic. Franzin fa spallate con Dalla Nora, per l'arbitro c'è fallo dell'attaccante del Taglio Veneto e fischia un fallo a favore della Vigor. In carica Pavan, lancio lungo in aria, esce e la respinge di pugno Cesco. Palla lottata tra Mauder, bravo, anticipa l'avversario, appoggia Infanti, palla dietro per Cervesato che l'MLM avanza e cambia fronte, ora per Milan avanza ampie falcate, appoggia per Ristic, triangolo con Franzin va all'1 contro 1, ma all'appeggio molto bravo Dalla Nora che prende il palla, si gira ma si dimentica il pallone lì. Capitan Favret del Taglio Veneto subito pronto sul pallone, attende il compagno Milan e sarà lui con la sua rimessa catapulta, palla lunga in aria, cerca di Franzin, la palla scivola toccata da parte, sembra, del numero 5 Merri e ha rischiato un clamoroso autogol. La palla termina a lato, D'Andrea non si era neppure mosso. Altra palla bella Terentam, bravo D'Andrea a smanacciare, ci prova Mauder da distanza e poi lo stesso Cervesato, 1-2 dai 30 metri da parte del Taglio Veneto, però le conclusioni erano entrambe o troppo deboli o troppo alte. Si va ora sempre da D'Andrea che gioca con i compagni di reparto, D'Andrea allarga per Gobbat, taglia il pallone, bravo Franzin a recuperare la palla centralmente, difesa della Vigor in apprensione, ora è Battistone che allarga a destra, la recupera di nuovo a Pacagnin che si gira molto bene, salta Infanti, lo trattiene e l'arbitro, il signor Giampaolo Moroso, combina il primo giallo della partita al numero 8 Infanti del Taglio Veneto. Ricordiamo che l'allenatore del Taglio Veneto, mister Luca Twiss, ha rimediato 2 giornate di squalifica. Al suo posto in panchina c'è il signor Marco Rinaldo. Punizione di Zanotel, insidiosa, tesa ma esce di poco. Mano alta, chiama lo schema, palla centro area, scivola lentamente, rovesciata ci sembra del giocatore Milan, che però la sua traiettoria è un po' troppo alta ed esce dallo specchio della porta. Conclusione pericolosa e diciamo anche spettacolare di Milan. Questo d'appoggio a breve per Pacagnin bravo a girare in mezzo all'area, la palla attraversa completamente tutta l'area, nessuno interviene, dal lato opposto è Scardellato a riprenderla, Scardellato va col destro, ribattuto, ora si lotta di testa, ma è il numero 7 Germati a mettere giù e a prolungare in avanti, ora Mauder addomestica il pallone e apre di qua, grave errore di Mauder, Vasco intercetta Macan va in profondità, 1 contro 1, affondano entrambi il tackle, la meglio ce l'ha Milan per Ciol si gira e va da Pacagnin ritorna sulla sinistra per Scardellato, un bellissimo cross in mezzo, è bravo Ristic a rispondere, passa a Mauder che appoggia a Infanti si gira su se stesso e va da Cervesato, giro palla difensivo, ora palla per Milan avanza, diagonale, però la palla è troppo lunga, bravo Franzin a recuperarla e allargare per Germati, però è in ritardo, viene anticipato, ora palla a Mancarella, cerca, ecco palla per Infanti la lascia correre per Favret
Favrete rientra col destro, la appoggia a Infanti, la controlla, calcia di destro, ribattuta da Mancarella che ora avanza palla al piede, Mancarella porta a piede, allarga per Scardellato, Scardellato aspetta l'avanzamento dei compagni, cambia completamente fronte e va da Zanotel, Zanotel porta palla, Zanotel avanza ancora, Zanotel dell'aria, bel cross sul secondo pallo e Ciol perde un po' l'attimo della giocata. Andrea appoggia a Gobat, Gobat in avanti, comunque preda di Milan, ora Pacchegnin che lotta, diciamo che c'è un po' di confusione in campo, abbiamo sempre Zanotel, altra sventagliata in avanti, questa volta Mancarella la controlla, la mette giù, calcia col destro, interviene Cesco, ma è Pacchegnin sulla respinta corta di Cesco che da 3 metri insacca il più semplice e facile di gol. Minuto 31esimo, la Vigor si porta in vantaggio con il numero 11 Pacchegnin. Vigor 1, Teglio 0. Palla lunga in area, Franzin la prolunga, la palla rimane lì, c'è una trattenuta, secondo noi c'era una trattenuta su Franzin, per il giro di gara non c'è nulla e si riprende con una rimessa dal fondo per la Vigor. Comunque grazie alle nostre immagini di Arizona TV questa sera potremo vedere il replay di questa situazione incerta. Palla in area, Pacchegnin anticipato, palla a Mauder che appoggia a Infanti, palla lunga, prolungata, ora è Gobat in anticipo, appoggia ad Andrea centralmente per Zanotel che la perde malamente, la chiude Favret calcia la palla, la recupera e conclude, però la traiettoria è alta e sorvola di molto la traversa. Campo bagnato, campo fortunato, nel senso si è acceso in questo momento l'impianto di irrigazione al campo sportivo di Taglio Veneto e di conseguenza l'arbitro ha interrotto momentaneamente la partita. Ecco che in questo momento si spegne l'impianto di irrigazione, famosissimo cooling break di Serie A anche a Cinto Camaggiore. Riprendiamo la cronaca con Zanotel che avanza per Pacchegnin, Pacchegnin la controlla, non subisce fallo, ora palla per Battiston allarga per Cervesato in verticale, in cerca di Michelon, palla per Franzin, ma è molto bravo D'Andrea a calcolare il tempo d'uscita, anticipa di quel che basta Franzin e fa sulla la palla. Bravo D'Andrea in questo frangente. Si prende con Pavan, ora si lotta a centrocampo, Zanotel e Favret, ora palla Mauder che appoggia in avanti per Michelon la mette giù, contrasta con McCann che spinge il pallone fuori dal campo concedendo solamente rimessa laterale. Infatti è così, palla dentro l'area, in the box, palla attraversa tutta l'area, primo a arrivarci è Cervesato che così la rimette molto bene, palla pericolosissima, la palla rimane lì, batti e ribatti, conclusione violenta di Milan che fece fuori. Adesso vedremo è una fortuna avere Arizona TV in questi momenti, vedremo se questa palla è realmente entrata sulla conclusione al giro di Cervesato, portiere spinge, la palla termina dentro la porta o appena fuori, la palla esce, la recupera Milan che calcia. Staremo a vedere ora, vi ricordo già da questa sera l'ampia sintesi di questa partita su Arizona TV. Animi caldi a Cinto Camaggiore. Infanti da
Favret sovrapposizione di Milan in velocità per Ristic, di nuovo per Infanti allarga completamente dal lato opposto per Cervesato cerca un pallone bella lenta e morbida e ora commette un fallo su Mancarella, un contrasto duro ma non cattivo. E proprio in questo momento il direttore di gara, il signor Giampaolo Moroso, fischia al termine del primo tempo allo stadio di Cinto Caomaggiore, dove la Vigor vince 1-0 contro il Telio Veneto, gol di Pacagnin al 30°. Inizia ora il secondo tempo a Cinto Caomaggiore fra la Vigor e il Telio Veneto. Ricordiamo il punteggio fissato sull'1-0 grazie al gol di Pacagnin. Michelon, fallo, Zanotel subito per Scardellato per Pavan dentro l'area per Ciol, anticipato, rientra Zanotel, conclude ai 25 metri, bella conclusione, la palla si insacca ma Pacagnin è beccato in posizione di fuorigioco in outsider sulla prima conclusione di Zanotel e quindi il gol viene subito annullato. Prende la manovra il Telio Veneto con Cervesato. Morbida in aria per Franzin la tocca appena, la palla termina docilmente tra le braccia di D'Andrea, nessun pericolo. Milan lungo, si cerca Ristic la appoggia indietro proprio per il Cicuto che però viene anticipato da Pacagnin, bravo Pacagnin nel rientrare e fare sul palla. Ora si cambia fronte di gioco, arriva la palla a Favret fa correre Cervesato al tunnel per crossare, palla morbida sul dischetto dove Franzin la prende, la insacca Franzin, vedete c'è qualche dubbio sulla palla ma comunque Franzin addomestica questo pallone e da 3 metri non può assolutamente sbagliare. Bella apertura di Cervesato con il suo destro, fa passare questo cross, la palla arriva a Franzin che controlla e da 3 metri trafigge D'Andrea. Siamo al minuto. Siamo al 14° del secondo tempo. Il Telio Veneto pareggia questa partita, Vigor 1, Telio 1. Ora Capitan Favret ancora su Cervesato, galvanizzato dall'azione del cross, lotta di spalla, rientra bene Pacagnin, ora disimpegna Mancarella per Ciol si gira per Pavan, la palla esce, Cervesato per Franzin, ora sempre Cervesato che appoggia per Cicuto, palla che arriva al numero 7 Germati che cerca la conclusione dal vertice dell'area grande, troppo larga e termina al lato di D'Andrea. Conta i passi Michelon, però Favret la palla rimane troppo alta, la prende troppo sotto, corpo indietro, alta sopra la traversa. Ora Zanotel per Ciol per Pacagnin, ancora una favorevole occasione per i padroni di casa. Pacagnin da 5-6 metri spara altissimo sopra la traversa di fronte al solo Cesco. Nell'ultimo minuto la Vigor ha realizzato 2 occasioni molto pericolose, palla sul secondo palo, traiettoria pericolosissima, Cesco non interviene su questa palla, per sua fortuna la palla esce
sul secondo palo. Sta in possesso del pallone, 1 contro 1, si appoggia su Anese, Anese crossa centralmente, tentativo di rovesciata di Pantarotto e si conclude con un niente di fatto, difatti è un suo compagno a impedirgli questo gesto atletico. Rimessa al fondo per il Taglio Veneto, tutti in the box ora per parte del Taglio Veneto, alla ricerca probabilmente di questa ultima occasione di strappare l'intera posta a Cinto Camaggiore. Rimessa per Cervesato, Cervesato lungo in aria, palla per Michelon, interviene D'Andrea, la palla termina tra le sue braccia, arbitro col fischietto in bocca e proprio in questo minuto il signor Giampaolo Moroso conclude la partita finale a Cinto Camaggiore Vigor 1, Taglio Veneto 1.